Un Fortino che non ha più resistito, costruito da ragazzi che ci mettono il cuore. Arriva la capolista a cui mancano solo 4 punti per la promozione. Amici di Localcio Plus, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Peppe Tricoli di Sommatino, provincia di Caltanissetta, Sommatinese Aspra, 18ª giornata di prima categoria siciliana, girone B. Non è preso ancora una volta da Tomasello, attenzione a Gio, imbucata per Lococo sul primo palo, Lococo! Il gol di Gaetano Lococo sul secondo palo, l'Aspra passa avanti 1-0. Ne è rimasto sorpreso anche lui della sua conclusione, 11° in stagione. Lococo in avanti, Giovanni D'Amico, sono tante maglie, granate in mezzo, il pallone che scorre. Giannone in mesi di forza, Lococo la sponda per Gio, può correre, campo aperto per Gio, Gio può uscire Gallo, Gio angola e trova il raddoppio per l'Aspra con Roberto Gio, terzo gol nelle ultime 2-0. C'è il nuovo vantaggio intanto dell'Empedoclina sulle Gemini, nuovo cross dell'Aspra invece con il colpo di testa di Lococo, c'è la doppietta di Gaetano Lococo con il pallone che si è insaccato all'angolino, 3-0. Il filtrante riesce per Giovanni D'Amico a sfidare Diego Cigna, il passaggio per Paolo D'Amico che calcia ancora, Paolo D'Amico sull'esterno della rete. Sono in 5 in barriera, parte Palazzo su punizione, 4-0 Aspra, neanche esulta. E l'Aspra fa poker. Nicotra aspetta, poi scarica da Abdoni, c'è spazio per la Sommatinese, Abdoni da fuori, Cascione si distende, poi San Marco scivola. Gio lancia, Giovanni D'Amico esce, Alessi che non vuole avere a che fare con il fango, duello con Giovanni D'Amico che cerca e trova la porta, 5-0 dell'Aspra, segna anche Giovanni D'Amico. Va Nicotra, parte su destro, oltre la traversa. Attenzione ad Abdoni che ci ha provato nel primo tempo, ha centrato la porta ancora, Abdoni insiste, l'occasione di Florida Abdoni, andava a prendere Alaimo, pressato da Lococo, ci va anche Palazzo, Alaimo gira, vince il rimpallo, ancora Alaimo in avanti, il passaggio per San Marco di nuovo in area, la prende Cascione, adesso può partire Palazzo, pallone sul secondo palo, ha provato a staccare Gaio che adesso vuole il gol. Amato, Tomasello da fuori, il tocco di Giannone, il pallone rimane in area di rigore, Lococo. C'è il gol da parte dell'Aspra e la tripletta per Gaetano Lococo. Il pallone largo da Giovenco, scambiano i due, Giovenco si inserisce, Giovenco ancora in mezzo, il tocco, il pallone viene interrotto dal fango, arriva Gio che ne approfitta, stavolta è andato in deficit questo pallone per Alessi. Borzellino protegge, va ancora avanti Borzellino con la punta fuori. Il triplice fischio da parte dell'arbitro, l'Aspra mette a segno il proprio quarto 7-0 della stagione.